E qua sopra in unità coronarica è seguito, ma sta bene, ha ripreso conoscenza da subito, nei primi momenti dopo l'accaduto. Lui, il giovane di cui si parla, è il quindicenne salvato dal presidente della società per cui corre, la Treviso Atletica, all'impianto di via Medaglie d'Oro. Fortuna vuole che Rolando Zuccon sia un autista soccorritore del SUEM 118 da quasi 40 anni. Questo ragazzo stava facendo un'attività post allenamento molto tranquilla con un amico e si è accasciato al suolo. Sono stato interpellato perché mi trovavo a una certa distanza anche dal ragazzo, sono andato in loco, ho visto che la situazione era difficile, aveva perso conoscenza e quindi ho fatto la manovra di rianimazione cardiopolmonare all'istante, ho chiesto che qualcuno chiamasse il 118 dicendo che mi trovavo in loco e che mi portassero il defibrillatore, poi il resto è stato applicato e il ragazzo si è ripreso qualche secondo dopo. Tutto è avvenuto in pochi concitati attimi in cui però non si è perso tempo. Penso che dal momento in cui è caduto al momento in cui è stato applicato il defibrillatore siano passati 2 minuti esatti, forse leggermente di più. Corsi di rianimazione, diffusioni dei defibrillatori non solo nelle strutture e negli edifici pubblici ma anche per strada. Solo nel capoluogo il comune ne ha installati 12. Sono condizioni che hanno aumentato considerevolmente i salvataggi in caso di arresto. Le manovre cardiopolmonari, quindi in sostanza il massaggio cardiaco, può essere fatto da qualsiasi persona. L'utilizzo del defibrillatore, e anche questo è molto importante, può essere effettuato da qualsiasi persona, anche se non ha mai visto un defibrillatore prima. Chiunque sia presente in una situazione di arresto cardiaco improvviso può davvero salvare una vita.